Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Augusta, incendio alla Ecomac, i cittadini non rispettano l'ordinanza contro la nube tossica, il sindaco ho l'obbligo di tutelare la salute ma non siamo sceriffi, vigili del fuoco ancora al lavoro. Il triste rientro della salma di Aurora a Palermo, la giovane hostess morta a Vienna, indagato per istigazione al suicidio il fidanzato, la procura di Palermo apre un'indagine. Catania, spacciatore legato, frustrato e rasato per un debito di droga, le torture subite in una stalla al villaggio Sant'Agata, 3 arresti. Il futuro di STM, nulla di fatto in commissione attività produttive all'ARS, tutto rinviato al 28 luglio a Roma. I misteri del Bayesian, per i consulenti alla procura di Termini Imerese il veliero era già inclinato prima dell'affondamento. I dubbi dell'ex magistrato Ingroia, come mai alcune vittime sono morte per asfissia? Corruzione, clima sempre più teso all'ARS, la Guardia di Finanza acquisisce nuovi documenti, le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni di Amata, Schifani conferma la fiducia all'assessore al turismo. Catania canta in dialetto e ha conquistato Spotify, si chiama Ida e sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Calcio mercato, Augello primo rinforzo per il Palermo, per l'ex difensore del Cagliari, contratto biennale. In Serie C il Catania guarda con interesse all'asse con il Cesena, 12 colpi chiusi dal Trapani. Bentrovati, non è rientrato ancora l'allarme diossina ad Augusta per l'incendio della Ecomac. Intanto le fiamme ancora sotto la brace continuano a bruciare rifiuti e plastica. Il sindaco di Mare ha emesso un'ordinanza che in pochi però stanno rispettando, mentre il prefetto di Siracusa ha ordinato controlli per l'eventuale presenza di diossina. Tonino De Mano. Si lavora senza sosta da sabato scorso e brucia ancora lo stabilimento Ecomac di Augusta con un interminabile via vai di mezzi dei vigili del fuoco provenienti anche da altre province. All'opera anche Protezione Civile e decine di volontari. Le ruspe che vedete smuovono le bale di plastica in modo che il getto d'acqua arrivi ovunque. Caldo e vento però non aiutano le operazioni di spegnimento. Come l'emergenza antincendi boschivi che comunque ci rende complicato ancora di più il nostro lavoro, però proviamo a fare sempre del nostro meglio. Nel frattempo l'azienda sta pensando come aiutare i comuni che qui conferivano i rifiuti differenziati. Mattinata come tutte le altre invece nel centro di Augusta, dove chi si aspettava scene da lockdown per l'ordinanza di rifugio al chiuso emanata dal sindaco per i rischi derivanti dalla nube tossica è rimasto deluso. Liberi tutti e tutti senza dispositivi di protezione, a parte qualche eccezione. Il sindaco di Mare sottolinea l'importanza dell'ordinanza a tutela della salute, ma prende atto che in molti sono i trasgressori. Noi abbiamo dato l'indicazione di quello che andrebbe fatto, poi ognuno deve avere il buonsenso di farlo o non farlo, ma non può non farlo, le ordinanze si rispettano, è chiaro che non ci sono gli sceriffi in giro. Poi l'attenzione si sposta all'Ecomac che il sindaco non le manda a dire. 2 eventi uguali in così poco tempo non sono altro che l'indice che lì qualcosa non funzioni. E il rogo di Augusta diventa questione nazionale dopo l'interrogazione presentata dalla senatrice Ternullo al ministro dell'Ambiente. Intanto il prefetto di Siracusa Signer ha dato disposizione all'ASPA, all'ARPA e al comando carabinieri del NOE per verificare la presenza di diossina nelle coltivazioni in seguito all'incendio allo stabilimento, mentre potrebbe arrivare entro il fine settimana l'esito dei controlli dell'ARPA. Incidente mortale a Capaci, un uomo di 82 anni, Giuseppe Troia, è morto investito da un grosso scooter sulla statale 113. Ferito in gravi condizioni anche l'uomo alla guida dello scooter, trasportato all'ospedale Villa Sofia. La vittima abitava in via Armando Diaz, a pochi passi dal luogo dell'incidente. Stava tornando a casa. La salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana morta a Vienna, è arrivata nel pomeriggio al Policlinico di Palermo. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Il padre della ragazza dice ci sono ancora tanti punti oscuri da chiarire. Marco Gullà. Alle 16 circa la salma di Aurora Maniscalco entra al Policlinico di Palermo. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo della giovane hostess palermitana morta a Vienna dopo essere caduta dal 3° piano. Suicidio o c'è altro? L'autopsia chiarirà il dilemma che affligge i parenti della 24enne, certi che Aurora non avrebbe mai compiuto un gesto simile. Da ieri il fidanzato della ragazza, Elio Bargione, anche lui palermitano, è indagato dalla Procura di Palermo per istigazione al suicidio,
Un atto dovuto, ma al momento non ci sarebbero prove sulla colpevolezza del giovane. Per la polizia del posto non vi sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. La famiglia di Aurora invece resta fermamente convinta del contrario. È un momento difficilissimo e spero che la giustizia faccia il suo corso per avere verità per Aurora e che riposi in pace questa ragazza piena di vita. Me lo auguro con tutto il cuore, veramente. Il capo chino, lo sguardo fisso nel vuoto, gli occhi gonfi di lacrime. Il padre della giovane non si dà pace, cerca la verità. Ci sono ancora tanti punti da chiarire, come la chiamata arrivata in netto ritardo sulla morte della figlia. Dal telefonino non sono state fatte indagini là a Vienna, il racconto di questo ragazzo non chiaro e sicuramente sono tante, come dire, tante cose che non tornano dal racconto, ripeto a dire, ha detto una cosa, poi ne ha detto un'altra e si deve appurare, ci sono le autorità competenti per vedere quello che è successo realmente, che Aurora era piena di vita, voleva vivere. 3 giovani a Palermo sono stati arrestati, sarebbero i responsabili assieme ad alcuni complici che non sono ancora stati identificati di decine di furti e rapine compiute in centro a Palermo negli ultimi mesi. La polizia ha arrestato 3 egiziani di 16, 17 e 18 anni, 3 che facevano parte di una banda, sarebbero i responsabili di assalti e razzie, aggressioni ai passanti, furti di cellulare e denaro e avrebbero anche borseggiato dei turisti. Restiamo a Palermo, un locale del centro storico oggi è rimasto chiuso per protesta dopo aver subito un raid punitivo. La titolare ai nostri microfoni dice: siamo stanchi, esausti. Marco Gullà. Saracinesche abbassate, locale chiuso. A Palermo la singolare protesta di un locale nel centro storico. La cioccolatteria Lorenzo oggi è rimasta chiusa dopo un episodio di violenza che si è verificato nella giornata di domenica. Una spedizione punitiva forse per un cassonetto posizionato male e staff e clienti sono stati costretti a barricarsi dentro. Un gruppo di persone ha fatto irruzione all'interno appunto della cioccolatteria, aggredendo alcuni membri dello staff presenti in quel momento. Tutto davanti ai clienti terrorizzati dall'accaduto. Oggi chiudiamo perché ci sentiamo sfiniti, si legge in un post dei titolari su Facebook, per la notte in ospedale, le ore in caserma, il tempo passato a contenere la paura, a ricompattare i pensieri. La titolare inoltre parla così ai nostri microfoni. Quello che viene fuori in realtà da questa vicenda è che è poi lo specchio di altre che si verificano in questo momento in città, è che ci sia un'esplosione di rabbia e di violenza assolutamente immotivata rispetto a quelle che possono essere le origini di un fatto. Gli aggressori sarebbero entrati armati di tirapugni e con l'intento ben preciso di picchiare. Siamo venuti fuori da questa vicenda profondamente addolorati perché sono rimasti coinvolti i nostri dipendenti, i nostri amici, verso cui ci sentiamo anche responsabili, perché le minacce erano direttamente rivolte a noi come persona fisica, come famiglia, come titolari di un'attività e quindi sì, c'è stanchezza, c'è preoccupazione, c'è paura, c'è senso di impotenza, ci sono tutte queste cose. C'è chi propone di esporre i lenzuoli bianchi nei balconi, come negli anni caldi delle stragi di mafia. E sempre a Palermo ha picchiato la compagna davanti ai figli minori fratturandole il polso. La polizia ha arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è stata portata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Villa Sofia. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine un passante che ha sentito le urla provenienti dall'appartamento. Torturato per un ammanco di soldi. 3 catanesi sono stati arrestati per aver legato a una sedia, picchiato e rasato testa e sopracciglia un giovane all'interno di una stalla al villaggio Sant'Agata. Sentiamo Tonino De Mano.
Prima il sequestro di uno smartphone, poi l'agghiacciante riscontro della violenza. 3 catanesi sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa con l'accusa, in concorso tra loro, di tortura. In manette sono finiti Cristiano Rungo, 25 anni, Paolo Simone Scuderi, 36 anni ed Orazio Guerino, di 22. L'attività investigativa avviata agli inizi di giugno si è concentrata al villaggio Sant'Agata, dove era fiorente l'attività di spaccio. Proprio in quest'ambito i militari dell'Arma, dopo aver estrapolato il video dal cellulare di Rungo, hanno scoperto un grave episodio di cronaca risalente al 29 maggio scorso. I 3 indagati avrebbero infatti preso parte con diversi ruoli ad una brutale aggressione avvenuta in una stalla abusiva ai danni di un giovane a sua volta coinvolto nel traffico di stupefacenti. La vittima sarebbe stata legata ad una sedia e poi percossa con un frustino e a mani nude e al contempo costretta a subire la rasatura del capo e delle sopracciglia allo scopo di punirla per un presunto ammanco di denaro riconducibile allo spaccio di droga. Rungo, Scuderi e Guerino sono stati rinchiusi nel carcere catanese di Piazza Lanza. Diversi gli incendi divampati nelle ultime ore a Catania. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti con diverse squadre per lo spegnimento di numerosi incendi che sono sviluppati nella zona sud di Catania, in particolare in contrada Junghetto, a Bicocca e sullo stradale Passo del Fico. Diverse le squadre giunte anche da altri distaccamenti ad operare personale della forestale, della protezione civile locale con diverse autobotti di supporto. Il fuoco è divampato in più zone contemporaneamente, alimentato al vento con colonne di fumo visibili da diverse zone della città. In fiamme è andata la vegetazione e sterpaglie, le cui fiamme hanno minacciato capannoni e alcune attività commerciali presenti nella zona. Incontro interlocutorio oggi a Palermo su ST Microelectronics in commissione attività produttive. Mancava l'azienda che invece sarà presente il 28 luglio al tavolo ministeriale, dunque a Roma. Manlio Viola. Nulla di fatto oggi in Commissione Attività Produttive all'Ars, dove si è affrontata la vicenda ST Microelectronics di Catania. La Regione non ha ancora a disposizione il piano industriale, nonostante l'accordo di programma quadro sia stato firmato a inizio maggio e nonostante per il rilancio del polo tecnologico siano disponibili 2 miliardi di fondi PNRR messi sul piatto dal Ministero e 300 milioni messi a disposizione proprio dalla Regione siciliana. Per l'opposizione è inammissibile che la Sicilia, che sta impegnando appunto 300 milioni, non abbia visto il piano industriale, una stranezza sottolineata anche dalle parti sindacali. Stranamente la Regione dice di non essere in possesso del piano industriale, il che risulta strano perché è stato firmato il 7 maggio scorso un accordo quadro di programma dove in questi accordi spesso si entra nel dettaglio sia per quanto riguarda gli investimenti, tecnologie e anche assunzioni. Tutto rinviato comunque al prossimo 28 di luglio alle ore 15, quando i ministeri del Made in Italy e dell'Economia hanno convocato il tavolo plenario su STM. L'incontro, che si terrà a Palazzo Piacentini, vedrà la partecipazione dell'azienda, assente oggi all'Ars, ma anche delle forze sindacali e dei rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Lombardia, oltre agli enti locali coinvolti. Resta fitto il mistero sull'affondamento del Basian. Era già inclinato ai 15 gradi e di fatto imbarcava acqua ancora prima della tempesta. Questa è la tesi dei consulenti della Procura di Termini Imerese. Ma perché era inclinato? È la domanda che si pone l'ex PM di Palermo Ingroia, che propone una diversa chiave di lettura. Orazio Longo. Secondo i consulenti della Procura di Termini Imerese, lo scafo sarebbe stato inclinato di 15 gradi ancora prima che la tempesta si abbattesse sulla zona. C'è da capire però perché il super yacht di lusso si trovava in quella posizione, perché stesse di fatto già imbarcando acqua. Errore umano? Possibile, tant'è che con l'accusa di naufragio per la tragedia, costata la vita a 7 persone tra cui il miliardario Mike Lynch e la figlia, sono indagati il comandante Catfield, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. Ma un'altra tesi potrebbe affacciarsi sullo scenario. A ipotizzarla l'ex PM Antonio Ingroia, che si chiede come sia possibile che un'imbarcazione di quel tipo sia potuta affondare in pochi minuti quando altri natanti presenti nella zona e decisamente meno sofisticati siano rimasti comunque a galla. Intanto, perché si è scelto Porticello come porto dove attraccare? Perché non in un porto più grande e più sicuro come Palermo o Termini Imerese? Forse c'è qualcosa in quel porto che attirava, è un porto che è stato porto della mafia, porto di interesse dei servizi segreti, dove si sono fatti tanti incontri riservati nel passato. Come mai sono rimasti vivi tutti i membri dell'equipaggio, quasi tutti tranne il cuoco, e sono morti tutti gli ospiti della nave?
E soprattutto come mai alcuni sono morti per asfissia. Certo è che se il veliero fosse stato in piena efficienza, l'affondamento sarebbe stato alquanto improbabile, spiegano gli investigatori. Una conferma dell'ipotesi formulata dalla Procura di Termini Imerese, dunque, che parlò di un'incredibile catena di errori umani. Ma questo è ancora tutto da verificare. Domani, a causa di un guasto lungo la condotta gestita da Siciliacque, sarà sospesa la distribuzione in tutti i comuni serviti dal Fanaco, Acquaviva, Compensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Bussomelli, Sommatino, Sutera. Lo rende noto Caltacqua. Adesso una breve pausa e poi conosceremo una giovane cantante. A tra poco. Clima sempre più teso in Assemblea regionale siciliana dopo che la Guardia di Finanza si è presentata per la terza volta in poche settimane ad acquisire documenti. Sinistra Siciliana Ismaele Lavardera chiedono ai deputati del Fronte Progressista uno scatto di orgoglio. Manlio Viola. La Guardia di Finanza entra all'Ars ed è la terza volta nelle ultime settimane. I Baschi Verdi avrebbero acquisito documenti sui finanziamenti stabiliti con il maxi emendamento alla legge finanziaria del 2024, le norme ormai note come legge Mancetta. E gli uffici dell'Ars avrebbero consegnato la documentazione richiesta, nonostante la Costituzione metta al riparo dalle indagini il processo di formazione delle leggi. Un tema delicato ma che rischia di invalidare legalmente l'acquisizione di qualsiasi documento. Il clima però è tale che nessuno ha avuto il coraggio di dire di no, preoccupandosi del linciaggio mediatico che ne sarebbe seguito. L'inchiesta sulla presunta corruzione in Assemblea regionale siciliana dunque va avanti, mentre si attende ormai da un giorno all'altro l'istanza di rinvio a giudizio nei confronti dell'assessore al turismo Elvira Amata, che ieri ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini del suo segretario dimissionario da ieri pomeriggio, dell'imprenditrice Marcella Cannariato, che dopo essersi dimessa dal Teatro Massimo ha lasciato gli incarichi anche nella Fondazione Dragotto e nella società di brokeraggio di famiglia. Sul fronte politico si spacca il Fronte Progressista invece. In un documento ufficiale firmato dalla sinistra non rappresentata all'Ars, quindi APS, Sinistra e Verdi, insieme all'unico deputato di controcorrente Ismaele Lavardera, si chiede a PD e 5 Stelle di essere più duri e sostenere l'esigenza di dimissioni di Amata, ma anche e soprattutto di Calvagno, perché l'Ars con lui presidente e in questo clima rischia la paralisi totale. Confermo piena fiducia nell'assessore Elvira Amata. Sono convinto che ogni aspetto legato alla vicenda giudiziaria troverà chiarimento nelle sedi competenti e che l'assessore saprà dimostrare la correttezza del proprio operato. Sono le parole del presidente della regione siciliana Renato Schifani. Adesso parliamo di musica, vi portiamo a Catania, dove una giovane artista indipendente sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Si chiama Ida, canta in siciliano e ha conquistato Spotify. Sentiamo Emanuela Corsi. Il dialetto siciliano non è mai stato così internazionale. Un tempo ci provava Rosa Balistreri, voce ruvida e potente che portava le ferite e la poesia della Sicilia nel mondo. Oggi quella strada la percorre una nuova generazione. Io mi ispiro un sacco a Rosa e il fatto che lo posso portare attraverso anche la musica moderna, secondo me è una benedizione, un blessing. Lei è Ida, al secolo Valeria Romeo, catanese, 21 anni, produttrice indipendente. Con la sua Taculia è la prima artista italiana a entrare in una playlist globale di Spotify, con una canzone in cui mixa lo stile Dan Brown, il ritmo esplosivo del reggaeton, ai testi in dialetto catanese. Il siciliano è una delle lingue forse più semplici con cui scrivere con tutti questi generi musicali, perché è proprio la rima, il sonetto. Ida, lei, in dialetto, simbolo di forza e femminilità, mescola suoni latini, pop e folk siciliano, portando sul beat la lingua della sua terra. Con Cunta ha raccontato leggende dimenticate. Con il nuovo progetto Sacramento, invece, parlerà dei canti tradizionali siciliani e ho fatto tutta
fatta questa ricerca, ha unito tantissimi canti insieme che sono religiosi, del lavoro, li ho uniti insieme e li ho mescolati a dei generi moderni come ad esempio il pop, il reggaeton, l'afrobeat, per cercare di riuscire a portare in vita di nuovo questi canti. Valeria, supportata da mamma Maria, unisce il Sicilian Power al Girl Power. Parla di indipendenza, violenza sulle donne e riscatto femminile. La sua è la voce di una nuova generazione che canta il passato guardando al futuro, senza mai dimenticare le sue radici. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, squadre siciliane all'opera sul mercato, ufficiale Augello al Palermo, il Catania insegue diversi ex giocatori di Toscano, a Trapani doppietta di difensori per il presidente Antonini. Francesco Triolo. Il Palermo ha ufficializzato questa mattina l'acquisto di Tommaso Augello. Il difensore si è liberato dal Cagliari e si è legato al club rosanero con un contratto pluriennale. Il Palermo adesso prova a stringere per Elia. La trattativa sembra definita, ma manca ancora l'ufficialità. E allora il DS Ossi sta valutando alternative come Emanuel Ghiasi, esterno offensivo di 31 anni attualmente all'Empoli, e piace molto anche Simone Zanon, classe 2001, in forza alla Carrarese. E l'asse tra Catania e Cesena invece è la pista più calda di questi giorni per il mercato in entrata dei rossazzurri. Risaputo della trattativa per Pieraccini e dell'interessamento per Donnarumma, il club etneo segue un altro giocatore che faceva parte di quel Cesena allenato da Mimmo Toscano che ottenne la promozione in Serie B. Ivan Barone, 32 anni, centrocampista centrale che lo scorso anno ha collezionato 36 presenze e 5 reti con la maglia dell'Ascoli. Solo un semplice sondaggio, almeno per il momento, invece per il trequartista Michele D'Ausilio, 25enne dell'Avellino. In avanti, dove dopo il congedo di Inglese servono almeno 2 attaccanti di spessore, una ipotesi è quella di Riccardo Tonin, punta 24enne del Pescara, messosi in luce durante i playoff vinti dalla squadra dei Baldini. Altro nome è quello dell'argentino Galo Capomaggio, centrocampista del Cerignola, su cui c'è anche la Salernitana di Daniele Faggiano. 12 gli acquisti al momento del Trapani, gli ultimi 2 in ordine cronologico, i difensori Stefano Negro dal Cittadella ed Emanuele Salines dal Foggia. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.